Stiamo parlando delle riaperture che pian piano il nostro governo ci sta consentendo di attuare nelle varie attività economiche, ma soprattutto in quelle che vengono definite attività sociali. Cerchiamo di fare chiarezza su questo articolato sistema normativo con i nostri due relatori, i nostri due ospiti di oggi, che sono l'ingegner Cristian Masiero e con l'avvocato Gianluca Rizzardi. Cerchiamo di capire quali sono poi i riferimenti di legge, i riferimenti normativi, insomma, che attualmente sono in vigore. I soggetti che possono essere coinvolti in una responsabilità penale, vediamo in questa diapositiva, sono il datore di lavoro, i dirigenti o il delegato per la sicurezza, l'RSVP medico competente, ma anche preposti ai lavoratori che abbiano omesso di rispettare le regole, le procedure dei protocolli, le procedure aziendali e tutte le misure di sicurezza, perché queste violazioni possono appunto aver facilitato l'insorgere di una malattia da coronavirus. Ci sono delle ordinanze regionali, non c'è ancora un qualcosa a livello nazionale che abbia uniformato la regolamentazione. È corretta, vero, questa? Corretto, condivido. Su questo ultimo chiarimento andrei a concludere la giornata di oggi, ringraziando come al solito i relatori per la loro chiarezza e la disponibilità anche a rispondere alle domande. Con questo raccomandazione di attenzione saluto tutti coloro che ci hanno seguito e mi auguro di vedervi al prossimo appuntamento. Seguiteci perché abbiamo sempre qualcosa di caldo in pentola.